Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo sempre in coppa in segreto. Allora la gente spazziamo nei segreti loro. E che segreto è io? A cominciamo. Da più di un anno la compagna 37enne di mio padre si scopa mio fratello di 16 anni. Io li ho sorpresi mentre lo facevano e lei minaccia di dire a mio padre che mi drogo. Naturalmente non è vero. Se io gli dico di lei mio fratello. Figlio mio, è meglio che parte da sta pagata droga che si fotte a frate, sta ammazzando a me. Temo di essere pazza perché parlo con gli oggetti e gli do un nome. A volte parlo con il mio termosifone chiamandolo amico termos. E a volte parlo con Cezze ma penso che è ciruzzo. Mi sono graffiata la vagina nel tentativo di allargarla il più possibile. Gesù mio, e perché te l'hai graffiata? Oggigiorno stanno in ira. Quando avevo circa 7-8 anni mi levavo le caccole dal naso e le attaccavo sotto la scrivania. Quando mia madre le trovava dava la colpa a mio padre che è sempre con le mani dentro al naso. Che è sempre con le mani dentro al naso. Ma spazio mi ci trasa le mani in naso. Un giorno all'improvviso un giorno mentre mi lavavo mio padre è entrato in bagno e mi ha beccato con lo sperma nelle mani. Ho dovuto fingere che fosse shampoo, così me lo sono messo nei capelli. Ma no, cioè che la roba tutto. Mi piace farmi leccare sapete, dal mio cane e mi eccito tantissimo, ma ho paura che gli faccia male e anche a me, ma continuo a farlo. Willy, dimmi che tu ne fai sti cose, Willy, mi piace, dimmi che ne fai sti cose, Willy, ti prego, Willy. Le mie compagne di classe mi guardano e mi prendono in giro come se fossi vergine. Invece io prendo più cazzo di loro messi insieme. Madonna mia! Vabbè, ma ti senti fiero, tu capisci più cazzi tutto quanto, fammi capire. A chi è cagato il cazzo? Il mio segreto che è un bene piccolissimo. A questa età tutti i miei amici lo hanno a meno di 15 cm. Il mio me l'ha appena di 7. E che già fa? Il mio ragazzo mi immobilizza e mi prende a pisellate in testa. Tu metti la fessa in capo. Mi porto sempre dei guanti in borsa perché quando devo fare la cacca nei bagni pubblici ho paura che si sente il rumore della cacca che cade. Il rumore che fa dall'acqua. Quindi cago sulle mani e poi appoggio delicatamente le mie fescine. Voglio che si caga in mano, nel senso non che si mette a paura, che sto per si caga in mano, voglio si caga in mano. E poi butti dall'acqua, cioè fa che le giù struzzo coppa all'acqua, questo è scemo. Un'ultima frase poi basta, perché mi sta con lo stomaco, basta. Ogni notte prima di andare a dormire mangio le unghie dei piedi di mia sorella mentre dorme. Che schifo, ma mi caso che le zalavate prima, ma come fa? Voglio fare questo video termina qui perché voglio mi sta urtando proprio lo stomaco, voglio che sta gente fa schifo, ma come fai a stare così? Che le cazzo caga in mano, che le cazzo le puppette hanno, non si mette sotto la scrivania, voglio.
Ma come si fa? No, basta, aiuto, basta. Non si può fare, si fa, basta, aiuto. Pure questo video termina qui, se questo video vi è piaciuto aiuto, a sparcire tutta sta gente cazzoletta, voglio 2000 mi piace, 2000 aiuto, che sto mancazzo e metti pure i caccoli sotto la scrivania, capito? Quindi voglio io vi saluto, un bacione a voi e tutta sta sparcimento gente, ciao!